saluto a tutti e bene tornaus a un'altra puntata di OF da Muldè. Ho tenzo su piacere sonore di tenere come ospite un amico e un collega docente di storia e di filosofia in su liceo Mozzo de Quartu, professor Luigi Olla. Benenni Luigi. Buonasera. Benenni Luigi e grazie a aver accettato questo convito. Innanzi di tutto ti chiedo preguntare in che senso ad oggi ha bisogno di insegnare una materia teorica come la filosofia, che smeda sanara, non mai te serve questa filosofia? Beh, questa è una pregunta di importo, no? Parlare di filosofia a scuola, no? Non so da imparare come ci si benissimo due puro in sul liceo. Cioè, è proprio una questione antica, no? Hai tasrebi di questa filosofia, no? Ci vunti due scuole, no? Due linee di pensiero. Questa filosofia non servirà a nulla, oppure questa filosofia servirà a qualcuna cosa. Beh, chi lui minarasa, cioè è una questione relativa, no? Chi lui minarasa questa filosofia servirà a fare di nai, beh, dici benissimo, non serve a fare di noi. Questa filosofia serve a pensare, no, sul sviluppo del suo pensiero critico, in senso che questa filosofia serve, è una questione relativa. Sì, difatti, si cadeo penso fin a scusto, è vero, non serve di immediato a fare di noi, però a suo stesso tempo in anticipo ti allena in qualche maniera a pensare, a meledare sopra la realtà e finza a gattare un sistema, qualche cosa che ti permette poi in suo tempo subvenitore finza a agattare un tribaglio o qualche occupazione pure a fare di noi. Poi è chiaro che se uno vuole fare altre cose non deve fare l'insegnante di filosofia. Però intanto questo è già un punto di partenza. Beh, che ad esempio vi causa un considero Sergio Marchionne vi era laureato in filosofia. Difatti si mette a... Poi resti di puro, in certe situazioni si raggiunge a fare di puro, però la cosa principale è questa, no? La filosofia serve a sul sviluppo del suo pensiero critico, a pensare sostanzialmente. Che bisogna stare un meta dirigente se finza sa industriale, se pubblico, se chi ha laureato in filosofia, chi ha veramente capitalizzato una rimoso questo titolo di studio. Beninde un vago specifico, qual è la risposta dei suoi studenti in esperienza tua come insegnante e va di interesse per questa materia, come te Gilcas della vagare a savorare questa filosofia in scuola? Beh, narausu che spicciocus s'appassionano già subito a questa filosofia, poi cominciano già con autori di importo umano, no? Sofistas, ma già a talette, no? Si appassionano. E poi si sigli con filosofi di importo umano, no? Sofisti, Socrate, Platone, Aristotele. Disispragimera principalmente sa maniera con Sagalli questo filosofo anticostruito, ma proprio denuda i fondamenti del suo pensiero, cioè i fondamenti devo designare sempre, che spiegato due termini, no? La terminologia, no? L'apparato terminologico, che non superato, poi questionare, che è pure una visione sul mondo, nasce proprio in Gunisi, no? In questa Grecia antica. Difatti, questo primo pensadore sono schiana, si sono fatto preguntas sopra sul mondo che lo inghiriai, il mondo che li circondava, come tesinara, e hanno sviluppato proprio su Meletus a riflessione su penso filosofico, incominciando dalla natura, poi si affrontare altre tematiche come la problematica sopra des homines, o sofistas, a Socrate, la problematica
problematica ontologica, essere Parmenide in primis e poi si tutto finza a Aristotele, a metafisica e casi a seguire, e ducas sol babbol mannos come il due, Socrate, Platone, Aristotele, des antichidade appassionano l'ubago sos studiantes, poi si rompere a tutto un camino desistoria della filosofia che si sviluppa da questa filosofia moderna e poi su penso contemporaneo. Poi dipende dall'indirizzo puro, devo imparare, imparo sia al liceo delle scienze umane sia al liceo classico. Questo approccio è differente, no? Scienze umane puntivruso narausu appassionanta a determinare problema. Magari a livello chi interessanta somini, no? Mentre sul liceo classico un paghetto bruso teoretici narausu, no? Sì. Un stile diverso, una maniera di studiare diversa. Che mancare Gigi in scienze umane forse si beste più attenzione sia da parte, penso, dei suoi colleghi docenti, ma vinza dei suoi studianti, più su aspetto pedagogico probabilmente, un filone, oppure su aspetto antropologico. Esattamente. E invece sul liceo classico, a parte scraro che si narra da chi per gusto non deve essere un pregiudizio, che a tutti gli studenti sono bravi, sono studenti buoni in sul liceo classico o commenti in tutte le scuole, e i studenti che studiano a plus pago, in sul classico commenti in tutte le scuole, in suoi indirizzi, però il beruburu chi web è una visione come tal due è un pago più generale, cioè più attenta finza a ambito più teoretico, più chi nadimos per tocca da saschisuno su penso filosofico in sa generalità de sua probabilmente, non lisco. Su studenti sul liceo classico è stibrusu, come ti vorrei usare, inquadrato, no? Metodico, preciso. Su studenti delle scienze umane è mera creativo. Bene, ma infatti, poi questo su punti maccai sì, generalizzazioni però fai tante cose esperienze a tua. Esatto. Sì, infatti, poi è chiaro che la filosofia, poi un momento, poi si va da lavoro dell'introdurre sia in altri indirizzi oppure già da subbiennio, addirittura, insomma, andiamo inteso di ogni maniera, però di sicuro è una materia che a bisogno non tocca da manco a banalizzare, che è un percorso di crescita personale dei suoi studenti che deve essere finza graduale, la filosofia tiene un grado finza di complessità, di comprensione della realtà, non è uno qualche cosa, però si può già incominciare sul rudimento filosofico, finza lo insegnare già da quando siete più spicco. Certamente ci fu un mero progetto su chi si propone, che un considero questa cosa, no? Philosophy for Children, no? Yeah. Era un progetto che viera crescendo in modo sciù a puntusiera, però ci fu stati esperienze di impatto umano a pizzo dell'insegnamento della filosofia a partire dai elementari fino ai media lavoro. Sì, difatti già hai fare un percorso in questo senso non è una cosa mala, incominciare proprio a ponere in su prato a sospezzino pure qualche problematica o è chiaro che è semplice, ducas a proprio progettata po' issos o po' pizzinnos e poi è chiaro che mano a mano che si cresce bisogna un grado di complessità per il manna. Invece se Gigi, venimos a questa questione di usarlo in scuola. Prima di tutto, se sa a favore, hai mai fatto qualche lezione in sardo con questa metodologia CLIL o qualche progetto in sardo? No, con questa metodologia CLIL no, però allora, in tanti siamo ovviamente favorevoli.
sull'insegnamento in scuola della lingua sarda. Sono di accordo finché si può fare lezioni in sardo di differenti discipline, no? Ma poi tanto si può fare matematica in sardo, filosofia in sardo, storia in sardo. Ed è un fatto dovazzo, no? È una cosa che ho cominciato a sperimentare già dei sterzas. Ed è punai che i spiccioccusu pragimera questa cosa. E dopo questa prima volta che dopo fatto, cominciando a domandare, no, le lezioni in sardo. C'è sempre questa questione, ma su sardo i spiccioccusu non du comprendinti. Poi qualcuno può dirsi berusu, ma poi s'inglesu tu comprenditi, s'inglesu non tu comprenditi, ma tu studianta. Su sardu, a chi su picciocco che non tu comprenditi, se tu vuoi studiare, come ti studiavo su s'inglesu, a scuola vorrei studiare finché su sardu, e su sardu deve diventare lingua obbligatoria in sa scuola sarda, cioè sa Sardegna deve diventare una regione bilingue. Commenti altre regioni, sì, commenti su Trentino, commenti altre regioni sì, ha intruso dei scalisi i linguas minoritarias avuti a riconosciutas commenti minorias linguisticas. Difatti Gigi, che su problema lo arrivo sempre su solito, in su senso che non beste un regime in Sardegna del bilinguismo perfetto, che bisogno su sardo entra in si scuola, lo arrivo sempre tramite progetto o progettino, però come te giustamente narrastue, che deve essere una lingua strutturata come materia, non solo con questa metodologia CLIL che si può insegnare matematica, fisica, che sia disciplina che su sardo lamentiamo sempre essere una lingua come te dotus asatrasa, sul meccanismo è sempre su proprio come funziona tutte le lingue, sul problema è scraru su fatto de solfa e dante se chisiamo solo noi, se educas siamo una lingua di minoria, però è un luogo singolare che in Sardegna medas a piccioccoso non conoscano la lingua mamma, che è su sardo, è la lingua nostra, in qualche maniera dunque sì, questa è una problematica che speriamo che sia politica a plus a presto, insomma si pone di una mano assolutamente sì. Ma poi c'è una cosa pure che mera spicciocusu su sardu ma che non du gestionanta, ma tu comprendinti. Poi c'è su innanta apprendimento passivo, cioè de oro, cioè non è che tu vuoi perfettamente, poi effettivamente su sardu non è sa prima lingua mia, però se ho bilingui, poi usare seconda lingua. Cioè devo gestionare su sardo come un trentino ma che gestiona l'italiano, poi un trentino o meglio un tirolese è prima lingua tedesco, secondo lingua italiano, tu gestionerà bene, però si comprende intendendo che non è prima lingua. Sì, che poi questo, Gigi, se mi permetti, se ste finza sono pregiudizio che questi stato sempre con forma su sardu, che è una lingua de zilleri, una lingua che insomma non è stata mai avvalorata, invece questo è un esempio lampante, insomma che su sardu può essere finza a ragione che siamo facendo noi, può essere imparato finza in un ambito deve dare delle cose alte, di cultura, di qualsiasi cosa, poesia, siamo stento letteratura, poesia, poetas de Gabbale, finza in Sardegna, dunque potete essere imparato in altri contesti. Questo è un pregiudizio che tocca a sfatare, ma insomma, sos tempos a pago non sono dando ragione in questo senso, però va de vagare e meda de fruso, questo è di sicuro di importumanno. Questa pregunta, Gigi, è una più articolata, interessos tuos, beste
prusca totus interessu pro su filone scientifico, epistemologico, una rimolgase della filosofia. Proviamo a fare una panoramica di cosa sono state le problematiche di fondamento del progresso scientifico, le scoperte e sul ruolo e sul contributo della filosofia per rompere queste scoperte. Ammentiamo pure che è vero che in su corso del secolo bisogna stare faidamos da su sistema aristotelico tolemaico, tanto per fare un esempio, sul sistema eliocentrico. Però la filosofia storicamente ha tenuto pure un'importanza manna per fare in maniera che queste scoperte scientifiche insomma, si sono attuate in qualche maniera. E te pensi, poter fare, come tu che sei professore e collega di storia di filosofia, e fare una sorta di panoramica di come siamo lompidos sul ruolo che ha tenuto la filosofia in questo progresso scientifico? Beh, innanzi di tutto si vuole incominciare fendi questa riflessione. Cioè, in Inghilterra sa fisica ancora si zerria da filosofia naturale, come sicuramente. Denominazione quindi questo dimostra argomenti sa filosofia è stata sa disciplina che ha avviato questa che vorrei considerare sa scienza moderna. Questionando questa rivoluzione scientifica su fatto, no, che vorrei considerare di importo umano è proprio su dei introdursi su metodo scientifico. Questa è la cosa più di importo. Che a Savini è una cosa semplice, no? Ma a mettersi tempo su complicare a mera. Poi su metodo scientifico è una cosa semplicissima. Semplicemente lui pone una cosa, no? Può formulare una lei, no? Per esempio vai tanti esempi, no? Legge della caduta dei gravi, no? O gravitazione universale. Ecco, tu devi dimostrare. Devi a regoli datus. E questo non è semplice, è una cosa traballosa mera. Cioè tu devi dimostrare, no? Su passaggio su pensiero speculativo a su pensiero dimostrativo, no? Chi si vota la voglia su metodo scientifico è stato un passaggio traballoso mera. No? Poi Gigi tocca a distinguere l'esperienza, che è questa del senso comune, dall'esperimento. Esatto. A questo punto è un passaggio di importo che ha fatto in maniera che la rivoluzione scientifica si sia attuata innanzi dedotto con Copernico, sul passaggio da su aristotelismo, la dottrina aristotelico-tolemaica, a su eliocentrismo con Copernico innanzi e Galileo ha sviluppato la teoria copernicana, sul dialogo sopra il massimo sistema di su mondo. Insomma, poi tenzo finza a narrare questo con Gigi non siamo laureati finza in storia di scienza con su Matessi e docente teniamo questo interesse comune per storia di scienza e poi la filosofia. Ammentami tu esadesi vu di sopra Orazio Grassi, ma ammento bene. La regola sa bene. ma ricordo. Manco Deo ma regolamo. No, ma infatti insomma, ma ammento bene che insomma sa disputa cometaria, sa disputa su saggiatore, sa disputa cometaria ischivianta scometas, no? Sa disputa tra Galileo e sa scuola e Orazio Grassi, che indiviare secondo un libro, con un firmato con un pseudonimo che era Lottario Sarsi, ma si sciara benissimo che avviarissu, e però in cui Galileo sa teoria galileiana era straullara, cioè a Savini regnanta regioni più gesuita che Galileo è tutto. Difatti si questa dimostrazione che voi si scienze attento vinza a ruta sono progresso
insomma, finza sa sopra l'infinità del suo mondo, del suo universo, Galileo pure non si è espressato come invece ha fatto Giordano Bruno, che pure sopra base filosofica e noi scientifica, il suo di panteista, Bruno lamentamos, ha teorizzato l'infinità dell'universo, la pluralità del mondo. Dunque, già il Bruno ha e questo è costato sa vita, è finito a Rostiu, in Campo dei Fiori, in Roma. Però insomma è bello puro a tornare a percorrere un luogo che sono stato sos passaggio di fondamento che mi fa che piacere che abbiamo vinto un argomento di interesse comune. Poi si per Gigi vinza a Isaac Newton che ha da un luogo serrato che la rivoluzione scientifica sa beriti con sa pubblicazione lamentamos de rivoluzioni de Copernico e si serra da con sopra i principi a matematica di Newton che Newton è stato un attimo che è stato da importumano un passaggio ulteriore na rimolgasi che ha serrato questa istanza. Narauso che arriva a concludere tutto questo traballo che era cominciato Galileo e tutto, era serrato, certo, sa questione a pizzo su de una cosa che a suo tempo su de Galileo non si poteva uscire, no? Sa gravitazione appunto. Sì, difatti, se poi si narra da insomma, momento fare finza con questo narimoso epistemologo che narra da questo paradigma che in pratica finza si scienza il fatto dei paradigma uno narimoso bene di apostisi d'esattero e Einstein ha in qualche maniera perfezionato finza al Newton, cioè Newton ha nato, non è che ha nato cosa faddita, ha nato una cosa giusta, la gravitazione universale, però è vero pure che è stata tutto gusto perfezionato finza da Einstein con sa relatività e poi teniamo finza a tutto su filone dei scientifico contemporaneo che ha dato un contributo umano di sicuro. E su tempo si stiranno che deve essere bello a berre medas temas che sono veramente importanti. Una delle problematiche sempre abbarrando in tema di filosofia, Gigi, questa filosofia ha trattato da quando il fatto è innanzi su penso cristiano, e pensiamo alla patristica, alla scolastica, Deo vinza senza trasmissione in questa emittente, noi si appoggia e trattato questi argomenti, è stato importo sul rapporto tra fide e ragione, già la patristica con Sant'Austino, ma poi si scolastica, pensiamo a Tommaso d'Aquino, siamo appunto mentuando che sono un vago sul filosofo di riferimento di questa della filosofia cristiana. Su Battoldi che dei Capodanni del 1998 è stata pubblicata l'enciclica del suo Papa Giovanni Paolo II intitolata Fides et Ratio. Fede ragione, sa fide sa ragione. Paolo Flores d'Arcais, in sa rivista Micromè, che è il suo direttore di questa rivista, ha contestato a tempo su Papa sostenendo con sa frase aut fides, aut ratio, cioè o fide, o sa fide, o sa ragione, insomma, posta in contrapposizione, ha abbrazzato la ragione della parzidura intre queste due sfere, i tendenze, cioè tenere ragione su Papa che fide e ragione si possono conciliare, ma può essere un rapporto, una rimoso intre queste due dimensioni, oppure Flores d'Arcais nara su ero una rinde che un conto è stesi sfera della vita e un conto è stesi sfera della ragione. Beh, questa è una questione di importo umano che ha interessato effettivamente la Grecia. Cioè, è stato proprio un tema importante come nella ragione italiana di tutto il pontificato, sul lungo pontificato di Giovanni Paolo II, che è il primo che in 79 ha istituito una commissione a regionale per studiare il problema di Galileo e tutto. Su studio è stato di importo umano è stato accabato scetti in su 1992 un documento
a noi si sosteneva la totale riabilitazione di Galileo Galilei. Quindi questo è stato un passaggio di Giovanni Paolo II di importo umano, cioè il riconoscimento del sbaglio della Grecia in questa precisa base storica. E in suo documento Giovanni Paolo II narrà che Savidi e sa regioni non si depinti, cioè torrendi a piegare un urema antico, no, dessa beccia scolastica, fidi a regioni punti complementari. Non necessariamente una verità scientifica deve essere in contrasto con una verità religiosa. Sul problema, ecco, del suo rapporto fidi a regioni è un problema manumera, cioè la scolastica ha 1000 anni a rigicare da risolvere e la crisi della scolastica arriva proprio quando non so chi la ricorda, no? In lezione sul rasoio di Occam come te si narra, ma vince sa Occam che è stato forse l'ultimo filosofo che ha serrato la fase scolastica che ha fatto questa parzitura arriva a Pomponazzi e narra arriva a Pomponazzi e narra la dottrina della doppia verità e narra ci vuole in tessiti due verità, no? Commenti e musannai, salvare capre e cavoli, no? Sa verità scientifica e sa verità della vita, no? Difatti, sì, no, infatti questo è un problema che di sicuro ha interessato un me da filosofo o teologo, lamentamos la filosofia in sedate de mesu, in su medioevo, via come ancilla teologia, cioè la teologia avuti sa mama, narimoso, finza de tutte le scienze, che tutto derivai da Deus, e la filosofia avuti in qualche maniera servidora de sa vita, che futi serviata a dimostrare la verità de sa vita. È chiaro che poi non queremos intaccare la sensibilità di uno, né dei scienziati o dei scientisti a mezzo, ma su matessi tempo, finza sa dei che credono in Deus, che la posizione della Grecia è che si possono conciliare total due sfere. È vero che le verità scientifiche esistono, però esistono sempre in una sfera brumana che è questa di Deus che ha da creato tutto e fino al suo mondo naturale. Però, insomma, fu di obbligo fino a questa problematica lamentuare che è di sicuro una problematica abbelta. Un'altra dibatta più attuale, Gigi, pertocca da un carteggio intre Flores d'Arcais e su filosofo Maurizio Ferraris, è un carteggio regente, intitolato Controversia sull'essere. D'Arcais contesta da Ferraris su passato suo de postmoderno, d'ermeneutico, proposi, insomma, Ferraris è passato a surrealismo nuovo, è un vago su babbo di questo indirizzo filosofico che su narra da nuovo realismo e D'Arcais sostiene che le ragioni delle scienze toste, si può tornare sul tema delle scienze, cioè le scienze dure, come narra di su chimica, biologia, fisica, contro la visione ontologista di Ferraris che narra che la matesima epistemologia può essere autonoma conforme a ontologia. E te ne pensa, secondo te, a bisogno se finza tu è più accanto a facca la posizione di Ferraris e dunque che tutto può essere compreso in si sfera ontologica dell'essere, se epistemologia puro, oppure se epistemologia, se scienza deve essere qualcosa di indipendente da tutta si sfera la rimoso dell'essere. In tanti si deu per esempio denti mera simpatia scienzias poesie scienzias tostada, sai ci si può rinai, no? Sì, la rimoso, come neologismo si può rimperare, ecco. Però ecco c'è una cosa che
a su manco poi moi, chi i scienzias adostaras no, arrennescinti a risolvi, cioè su problema, proprio un problema ontologico, su problema del su scarto tra un'ontologia in primo personi e un'ontologia in terza persona, cioè può essere ridotto, ridusio a un'ontologia in terza persona, cioè oggettivistica, puramente oggettivistica, è questo che va in sa scienza a Savini, cioè sa scienza è oggettivista, ma sa scienza, i scienzias adostaras, assumancu voi moi, no? Non arrennescinti a risolvi su problema mannu, come ti das asporeus definire, dei sensazioni, dei stadios qualitativos. Est un problema questo di importo umano, est un problema ontologico, ma est un problema scientifico puro. Sono d'accordo, che questo pure è il motivo del dibattito, fino a dibatta contemporanea, poi è chiaro che bisogna altre tematiche in questa contemporaneità, fino a ecologismo, fino a questo questo oggetto della filosofia. Insomma, il manuale sicuro che teniamo in scuola, Gigi, bisogna tutto fino a queste problematiche, però a me mi dà proprio felto in maniera positiva questa dibatta tra Darcaise e Ferraris, che è una dibatta fino a tempo nostro e dunque è un problema bello, è chiaro che ognuno si fa che si idea sua. Tu in suo tempo scolato, venendo invece a questa domanda politica, che è scomoda, per ospite il mio, al fatto politica sei sempre stato un nomine de manca e ha militato in partidos identitarios o indipendentistas. Come te questa politica o e quale sei stata in maniera l'estra, l'esperienza tua in politica? Beh, naraus che per usare che oggi questa situazione possa manca è difficile in mera. Poi appustisi de Savini, no? A su manco in Occidente, dopo Savini dell'Unione Sovietica, funti praticamente in modo i grandi partiti de manca. Commenti narra da Domenico Losurdo in una pubblicazione del 2014, oggi sa manca è assente, no? Non c'esti. O per usare esti marginali. No, commenti bieus. Che poi Gigi, la pregunta è ma esiste sta manca ancora? È una questione che affronta da Domenico Losurdo, è proprio questo, ma poi sa manca non è sta rennescia a seguire questo discorso. Soprattutto in Occidente non è stata capace di affrontare il problema del suo colonialismo. E ha sempre criticato sul marxismo orientale, no? Su dessa Cina, su dell'Unione Sovietica. A Savini però, quali è la questione? È che questa rivoluzione i rivoluzioni in si das antivatas. In Occidente non attivato manco mai nessuna rivoluzione. Infatti si distingue ad esempio sul marxismo orientale da quello occidentale che è vista spruso liberale. Esatto. E in Sardegna sul problema c'è tutto del suo colonialismo. Questa Sardegna è una terra che è a intruso dell'Occidente, a intruso del suo Stato italiano, ma è colonizzata. Cioè la Sardegna è sempre stata una terra colonizzata. Da poter definire una colonia interna, come è stata definita de meragenti, però la Sardegna vive in uno stato di colonialismo. Quindi la soluzione per la Sardegna futura, per me,
per me la Sardegna deve essere indipendente. E non ha funzionato in questo anno, però, in sul movimento indipendentista e identitario, che no, è vero, questo è un bacino di votos, dei che lo votano, però non è sufficiente, non può fare, finché assumere anche incominciare un percorso, si può definire di indipendenza, ma pensa di autodeterminazione in maniera democratica, è chiaro, non è che dobbiamo fare chissà che la rivoluzione, però i tende pensa, tu non ha funzionato, tu che hai fatto parte, hai militato in questo movimento, Gigi? Beh, forse un'idea, forse questa partitura entre medas idee, è vero che questa partitura è usare questa democrazia che ognuno giustamente deve, però se uno si va che sempre su partito e non basta una compartitura di ottus per obiettivo comune, forse si potrebbe essere questo. Può essere che in Sardegna commenti merasa de nosu antistudiau, già dopo il fallimento della dentata rivoluzione di Giovanni Maria Angioi, la Sardegna non è stata in grado di sviluppare una borghesia autonoma e deve un percorso proprio di liberazione nazionale in pari a un discorso di superamento del sistema feudale. No? Sul sistema feudale in Sardegna non dari sciorrocau sa borghesia sarda, dari sciorrocau uno stato che a Savini era uno stato strangio, no? Danti sciorrocau i Savoias, no? Con i gusti che volevo definire una delle rapinas abrumanas del suo patrimonio del Settecento. No. Quindi noi non teniamo una borghesia sarda, non abbiamo mai renta, è una borghesia che è sempre stata dipendente del suo Stato italiano. Insomma, la storia della Sardegna, l'eschimoso sempre, è stata sempre una storia di bisogna passato su un pago d'otto. Su tempo è veramente tiranno telegrafico, Gigi. Un'ultima pregunta, posso benidore. Quale si spera tua? I te Sardegna sa che eri due come cittadino di questa terra e quale si succumbido posa generazione che hanno bene? Beh, in tanti idee penso che un ruolo fondamentale come dire, un po' autodeterminazione dessa Sardegna de paravassai a pizzo de sa riconoscimento dessa lingua sarda. Poi te cusa che creerà una visione sul mondo. Tu devi pensare e questionare del sardo. Poi venire tutto su. Caso sardo este incomincio finza al disidentità nostre dunque a E affermare in tanti si depeso gicai dell'ompi a sa riconoscimento di un bilinguismo perfetto. Questa è sabunna, l'obiettivo e speriamo che questo insomma si realizzi. Deo, siamo a Sagabu, della trasmissione, sa tematica, sa sono meta, sa come ti il bio, e bada meta petta in su fuoco, come ti si narra di adesso bello a nostra tenere di Brusu. Deo intanto torno grazie a Gigi che si stato un meta gentile, insomma, bene. Grazie a tu. Con questa resonu, Deo bol saluto e bol da appuntamento alla prossima puntata di OF da Musdei. Adiosu.